C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Buonasera. 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 Carlotta Bolognini e Marina Baldi. Poi capiamo meglio. Capiamo meglio il nesso. Benvenute. Grazie. Ci vediamo a Via Veneto. È una chiacchierata di fronte al caffè. Carlotta. Chi è Carlotta Bolognini? Carlotta Bolognini è una mamma prima di tutto, di due splendide figlie che amo profondamente. Sono figlia di due papà, per me due papà, Manolo e Mauro. Zio. Sì, zio Mauro, però insomma papà. E produttore uno, regista l'altro. E niente, ho sempre vissuto sui set di papà, di zio, le tavole del teatro, le opere. Beh, non è usuale, lo dici con naturalezza. È normale. È normale, però Vabbè. se sei vissuta sui set è una cosa molto Vabbè, per me è interessante. normale. Quindi A che età hanno iniziato a portarti dietro? subito. Penso che il primo aereo l'ho preso a 6 mesi, una Oddio. cosa del genere. Eri vivace? Dai fastidio? No, tranquillissima. No, al pestifero era mio fratello che faceva danni sui set. No, io tranquilla, sono sempre stata molto tranquilla. I miei genitori hanno fatto il viaggio di nozze al Teatro 5 di Cinecittà, quindi sono quasi nata là. Quindi tanto ci ritorniamo. Sì. Marina Baldi. Ti conosco e ti intervisto sempre Per altre cose. chiedendoti del DNA. Genetista forense affermata e insomma di solito parli di questo, hai il camice bianco, ma che cosa ti lega alla cinepresa, al cinema? Allora, mio padre era un regista cinematografico, tra l'altro il migliore amico del papà di Carlotta. Ecco qua. Ecco il nesso. Ecco il nesso, per cui, anche se molto meno di lei, perché i miei genitori erano separati da quando ero piccola, quindi chiaramente io ho frequentato poco mio padre, però comunque questo ambiente del cinema è stato sempre molto presente nella nostra vita e anche molto amato, devo dire, soprattutto poi crescendo con l'età lo sto apprezzando sempre di più. Ah sì? E poi ti È spiegherò qualcosa? perché. No, Lo vogliamo detta così subito. mi interessa. Lo vogliamo subito. No, lo dico subito. Non me lo faccio dire 2 volte. Allora, quello che ho notato è che il carattere e il modo di vivere dei cineasti, delle persone che sono, diciamo, seriamente collegate al mondo dello spettacolo, è una vita nettamente più, con tutti i problemi, però è una vita più serena, più in grado di accettare l'aspetto bello della vita, Questo è interessante, la filosofia, estetica. dici, Sì, la però. filosofia di vita è completamente diversa. Cioè io dal di fuori mi accorgo immediatamente se una persona è collegata col mondo dello spettacolo, perché hanno un modo di approccio con gli altri, di confidenza, di mettersi subito in relazione parallela allo stesso livello con le persone, cioè è completamente diverso. Quanto avete amato i vostri padri, cioè i vostri padri inteso anche come sfera, ambiente? Io tantissimo, ho detto ne ho avuto la fortuna di averne 2, che non è poco, insomma. No. Assolutamente. E vabbè, per me sono sempre stati, ecco, un mito, ma un mito non perché erano regista o produttore, perché per me per era noi normale, sì. perché erano proprio due persone meravigliose, generose, buone, allegre, serene, quindi Buonasera. mi hanno insegnato tanto. E quindi tu Grazie. pensi di potergli attribuire il fatto di averti sollecitato, perché poi parliamo di te un attimo, sollecitato verso quell'ambiente, la curiosità verso l'ambiente del cinema? Loro sono sempre stati contrari. Ah, No, per loro erano che avresti dovuto fare? a Scusami. casa la Ragazza. donna a casa coi figli. Sì, beh, erano uomini comunque di altri tempi. Certo. Di altri tempi, la donna stava a casa
Marina, invece a te, se posso chiedere, Certo. come ti è venuto in mente? Tutto un altro ambito, nel Ma senso... perché allora la mia famiglia è composta da una serie di persone particolari. Allora, Guarda che non è solo la tua, allora ti racconto, informo. adesso ti dico un po'. Dai. Mio papà faceva il regista, mia nonna faceva la materna, quindi l'altro ramo della famiglia faceva la cantante lirica, Allora è sempre... poetessa e cantante lirica. E il mio nonno Arte. materno invece era medico legale e analista. Da lì E da lì iniziato. la cosa è stata quella che poi abbiamo preso sia io che mia sorella, insomma. Ti ha influenzato... Sì, perché mi piaceva molto, mi piace molto, io sono stata molto fortunata sì, no, perché ho ti fatto un piace lavoro il che mi lavoro. piace, quindi come ho letto l'altro giorno questo detto che secondo me è bellissimo, se fai il lavoro che ti piace non lavori un giorno della tua Sì. vita. Esatto, perché riesci a divertirti. Io su questo punto spesso ci vorrei tornare e vedo sempre i personaggi soddisfatti della propria attività lavorativa che sono più sereni, è vero o È no? verissimo, è vero, è Vero. vero. Beh, è una cosa molto importante, no? Poter essere soddisfatti su questo. Anche chi lavora nel cinema è un divertimento, cioè chi lo fa veramente con passione, come dovrebbe Esatto. essere, com'era, Come dovrebbe essere, com'era? e com'era, non ti stanchi, perché è puro divertimento, fai una cosa che ti appassiona. Carlotta, tu hai fatto un approfondimento, un docufilm Sì. che riguarda i figli Sì, d'arte, no? sì. E adesso sei impegnata in un altro. Ce ne parli un attimino perché... Sì, il docufilm è partito un po' così una mattina, proprio per la nostalgia che avevo di quei tempi, di quelle scorribande sui set, insomma. E ho cominciato a parlarne con un amico che è stato mi sembra il primo, Alessandro Rossellini, e gli ho detto, sai, dico, mi piace tanto questa cosa, dico, voglio ricordarmi cosa facevo sul set, e mi ha detto, guarda, se vuoi sto con te. Dice, voglio ricordarmi pure io. Sì, abbiamo tante foto, tanti ricordi, così ho detto, ma sai che c'è, chiamo pure, ho chiamato Marina, ho chiamato la figlia di Giuliano Gemma, Danny Poi i vostri Quinn, padri, insomma, hanno fatto erano migliori tipo amici. 9 film insieme. Sì, Nove, parecchio. 9. Ah, Sì, ma erano molto proprio carini. amici. Pensa che mio padre, quando Sì. è stato male, prima di morire, l'unica persona che ha voluto vicino a sé è stato suo padre. Sì, sì. Vedi che legame. E Io lo voi, vedevo amiche? sempre suo padre, sempre, era sempre in casa. Lo frequentava più lei. L'ho frequentato più. Dice, lo vedi di più te, Sì, vero? sì. No, è vero. Sempre. Frequentate? Noi? Sì, 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 sì. sì. Sì, sì. Conoscete? Beh, lei ha partorito con mia sorella nella stessa clinica lo stesso giorno, due allora. figlie che si chiamano Francesca. La porta Alla una volta una di fronte all'altra. Sì, sì, tutte e due Allora, francesi. Anzi, stavamo partorendo addirittura nello stesso orario. Alle 2 e poi mi sembra Alessandra, sua sorella, si Subito sono un attimo dopo, sì. bloccato lei, quindi io sono salita e scesa lei. E tutte e due Francesca si chiama. E tutte e due Francesca. No, mi dicevi del docufilm. E Il poi di docufilm, cosa sì, è- quindi piano piano poi mi chiamavano, scusa, ma sono anch'io figlio di... Posso Dice, partecipare? scusami. Io ho detto a Roma non è bellissimo. sì, non è, non è vero. Però ho detto, figurati, per me è un piacere che mi chiamava Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Risi, insomma sono Sempre con 25... naturalezza, Carlotta. vedi? vabbè, ma sono persone come noi, non è che... sì. E quindi niente, poi abbiamo riunito foto, io ho ripreso i filmini che Beh, non è facevo stato io. però semplice, 2 perché anni. lo racconti, No, ci ho racconti messo con 2 semplicità, anni. ma Ci ho è messo stato un bel 2 lavoro. anni, sì. È stato un bel lavoro, però mi ha dato grandissime soddisfazioni, ha preso 10 premi, è stato evento speciale al Giffoni, a Taormina, 20° ai Davide di Donatello su 120. Beh, voglio dire, un bel successo. Insomma, per essere tutta la partita casa. così di prima E adesso mattina. sei comunque impegnata, perché quando ti ho sentita dice no, sto preparando, ho un po' finito. Non è... Sì, allora faccio poche cose molto mirate. beh, non Perché no, allora prima era un cinema, adesso è un'altra cosa, insomma, cioè non è che mi ci ritrovo molto, insomma. No, faccio poche cose mi chiamano alcuni amici, ecco, ho fatto un corto molto bello sul femminicidio, ma mi è stato chiamata come line producer. E poi ecco, sono 2 anni che sono direttore artistico a teatro di uno spettacolo
MB. Dice poco ma Tratto- buono, di qualità. Sì, stando attento un po'. Marina, io ho una curiosità, ho visto un laboratorio bellissimo. Hai praticamente postato, posso dire? Andiamo OT, come si dice in gergo. Delle foto, c'era tutta luce e Sì, tutte pareti di vetro. tutte pareti di vetro e sono rimasta. Ho detto forse è in America, Marina. America sta il giubileo. E Uguale. invece me lo dici, insomma, che cos'è? Niente, abbiamo ristrutturato il laboratorio dove lavoro ed è molto bello perché appunto, ripeto, era un open space, abbiamo fatto solo pareti di vetro, di cristallo, per cui tutti i banconi del laboratorio sono praticamente tutti illuminati. Quanto è importante l'ambiente? Tanto, Quando si ma lavora. proprio tanto, perché poi alla fine il Influenza, posto di vero? lavoro è quello dove stai più tempo nella tua vita, per cui se non ti trovi bene è frustrante. Torniamo subito, pochi secondi e ritorniamo subito. Parlavamo del tuo lavoro. È veramente affascinante, devo dire, sei stata decisiva e fondamentale per molti casi. L'ultimo, lo so, non è un caso proprio allegro, il Mastro Pietro. Sì, è una storia terribile, terribile. E con questa ragazzina che ormai è nel nostro cuore di tutti, proprio è stata massacrata per nulla, veramente da persone che non si possono definire neanche esseri umani, non si possono neanche definire bestie perché le bestie sono meglio. Esatto. Cosa hai fatto tu come genetista forense? Noi siamo, io con la dottoressa Bruzzone siamo consulenti di parte civile, la dottoressa Reggimenti e il dottor Furnari, e quindi abbiamo valutato le perizie, abbiamo cercato di far emergere tutti i dati che fossero importanti per cercare di incastrare le persone che l'hanno uccisa e fatta a pezzi, quindi pensare a quella mamma che ha dovuto in qualche modo rapportarsi con delle immagini così della bambina di 18 anni, Quella era una sono bambina di scioccanti. 18 anni che era fortemente malata perché aveva una malattia di tipo psichiatrico, una ragazza borderline, è stata sbagliata la diagnosi, era una ragazza debole, andava aiutata, non ha trovato nessuno che l'aiutasse, nessuno. Sono tutti approfittati Quanto è di lei. importante in questo caso fare una diagnosi corretta? Ah sì, beh, beh. ma la psichiatria però è un grande mondo difficile, Dice complesso, bisogna essere molto competenti. Poi certe volte, siccome questa ragazzina era anche tossicodipendente, la tossicodipendenza maschera l'aspetto psichiatrico, per cui chiaramente non puoi neanche colpevolizzare completamente le persone che visitano questi pazienti, perché sono dei pazienti difficili, per cui chiaramente Ognuno è con stata le loro sfortunata, patologie, è stata mai veramente tutte sfortunata. uguali. Mai tutte uguali, sfaccettature completamente differenti, ognuno la vive in un modo diverso, sono cose molto complesse. Povero chi ci capita. Vediamo un po' di leggerezza. Sì. Carlotta, quando Dopo non questo? sei impegnata dietro la cinepresa, che cosa fa Carlotta Bolognini? Cosa ti piace fare nel tempo libero? A cosa ti piace dedicarti? So che la regia, il cinema è la tua vita, però No, regia, organizzatore, no, Sì. organizzatore generale. Mi piace lavorare, ecco. tanto, quello è il mio divertimento. Altra cosa, se no il tempo libero purtroppo però stare con gli amici, mangiare con gli amici. È la cosa, Vedi sì, che bello. è la cosa più che amo La di più. convivialità. È Sì, vero. stare a tavola, parlare. Poi ho degli amici anche di una certa età, tutti attori, così, e ricordano i bei tempi, questi. E ci sono delle storie straordinarie, bellissime. Ci sono ancora le tavolate alla Tognazzi? Noi le facciamo, sì. Noi le facciamo, sì. Marina, tu? Io ho poco tempo libero. Io non ho tempo, ma quando ce Però l'ho... quando ce l'ho, se posso viaggio, perché per me la cosa che mi piace di più nella vita è viaggiare in posti sì, diversi da noi, cioè civiltà diverse, posti diversi.
E poi mi piace tanto andare al cinema, ma al cinema a vedere lo spettacolo. Proprio perché- al cinema? Sì, perché è Non un'altra con, cosa. Certo. È completamente un'altra cosa ed è un abbrutimento vedere i film in Sì. televisione, no? Certe Perdono volte tutto, perdono sì. tante cose. Poi per carità ormai siamo abituati, però è completamente differente. Te ne rendi conto quando stai in sala, Mm. che è una cosa straordinaria. Che effetto vi fa essere nella strada della dolce vita? Che vi ricorda, che vi ricorda Via Veneto e cosa vi ispira? A me viene nostalgia, ecco, nostalgia perché so tanti racconti, tante cose che purtroppo non ci sono più. A me viene in mente una cosa precisa, mi viene in Ecco. mente Anita Ekberg Solito. nella fontana di Trevi che dice Marcello Camiera. Marcello Noi lo aspettiamo. A me quello è quella. un'associazione di idee. Grazie, grazie a Carlotta Bolognini. Grazie a voi. Grazie Marina Grazie. Baldi. Grazie a te. Grazie. C'est la vie.